Buonasera a tutti e tutti gli amici collegati da casa su Lombardia TV. Che calcio che fa, 16ª puntata, siamo arrivati alla fine di febbraio e già incominciano ad esserci quasi dei verdetti a livello per esempio di Coppa Italia, oppure ci sono delle partite molto interessanti nel weekend calcistico che andremo in qualche modo ad analizzare soprattutto nella seconda parte della nostra trasmissione, come per esempio un Napoli-Juventus, quindi la prima contro la seconda, partita un po' particolare di un significato a cui bisogna effettivamente dare un significato, perché non sappiamo se una vittoria del Napoli possa essere interessante nella riapertura dei giochi, e il derby capitolino che rappresenta sempre una sfida molto importante, specie in chiave Champions. Che calcio che fa? Ricordo, è un piccolo format che unisce la TV, la radio e il web, e alla fine della nostra trasmissione, quindi rimanete collegati per vedere quali possono essere, diciamo, i punti di collegamento della radio, del web e della TV. E ricordo solo che da questa settimana abbiamo una collaborazione, una sinergia tra Lombardia TV e Silver Music Radio, che è l'emittente radiofonica web su cui va in onda Che calcio che fa a lunedì alle ore 15 ogni lunedì, appunto, ed è praticamente una ripresa anche dal punto di vista televisivo, e va in onda in diretta su Lodi Crema TV, canale 111 del digitale terrestre. Senza perdere troppo tempo in questi preamboli, abbiamo espletato le formalità del caso. Credo che a questo punto sia molto interessante ovviamente presentare invece gli ospiti, che hanno già un qualcosa di particolarmente divertente, perché Che calcio che fa ospita ovviamente persone delegate al calcio, procuratori, giornalisti, tecnici, ma anche gente dello spettacolo, e quindi io ho il piacere di presentare innanzitutto Andrea Bove. Buonasera a tutti, ecco, ben trovati. È molto serio, poi vedremo un po' che in realtà è molto divertente. Andrea Bove, quindi comico, cabarettista, Zelig, Colorado, film, attore, passati, non so, chiaramente avrei da perdere probabilmente tutta la puntata per dire le cose che insomma indubbiamente ha fatto, con un amico che ultimamente entra in sinergia, vedi, non solo a livello di Lombardia TV e Silver Music Radio con Che calcio che fa, un amico che è più giovane, che quindi è più votato agli ultimi strumenti tecnologici. Abbiamo il youtuber, giusto, possiamo dire così, Mirko Mastrocinque. Buonasera a tutti. Guarda un attimo, insomma, prima ti ho detto apri un attimo la giacca per vedere un attimo. Influencer, nel senso che è uno dei fondatori del gruppo Nirchiop, giusto? Sì. Quindi dopo ne parleremo ampiamente. È un gruppo, come si può definire, un cabarettistico di attori, con dietro ovviamente una logica professionale legato appunto alla vostra casa di produzione. Comunque andiamo a presentare invece il terzo ospite, che invece è quello più calcistico, perché è un ospite che si lega soprattutto alla questione del gioco, della parte ludica. Ho il piacere di presentare Carlo Ciraulo. Buonasera a tutti. Carlo Ciraulo, che è non solo la tua carica all'interno di questo club che si chiama Club Stradivari di Subbuteo e non Subbuteo, erroneamente sbagliavo la pronuncia, e quindi sei praticamente un cultore. Anche capitano può essere già indicato come la qualifica, visto che abbiamo una squadra, e questa squadra chiaramente, come nel calcio, necessita di un capitano, tocca fare anche quello. Bene, allora andiamo un attimo a parlare di Nirchiop, quindi con la slide numero 1, vediamo un attimo. Eccola, perché abbiamo un po' di slide e quindi un po' di contenuti. Vediamo qui la pagina YouTube, e quindi qua si incomincia a capire la portata di questo gruppo, che parte esattamente 7-8 anni fa circa, e raggiunge in tanti video e ovviamente in tanti anni di attività raggiunge il 1 milione di soci, che non si può dire, no? Iscritti, va benissimo, iscritti. Di iscritti di youtuber, e con milioni di visualizzazioni. Parlaci un attimo di questa vostra attività, come è nata e come procede adesso. Ma è un'attività nata per gioco. Abbiamo tutti sognato da piccolini, siamo in 5 più un fonico con cui ha iniziato con noi, eravamo un trio all'inizio, poi lui
si è specializzato nel fare il fonico. Avevamo tutti il sogno di diventare attori, amavamo la comicità, amiamo tuttora la comicità, quindi abbiamo detto perché non ci buttiamo e non ci proviamo buttatoci su internet, però tutto sempre a livello di gioco, di scherzo. Poi man mano nel tempo vedevamo che le persone iniziavano ad appassionarsi al nostro modo di fare e abbiamo iniziato a creare un appuntamento settimanale e da lì man mano le persone si sono affezionate a noi e siamo arrivati a 1 milione di iscritti. Nel tempo abbiamo anche deciso di fare un qualcosa di un po' più impegnato, abbiamo puntato anche sul sociale, abbiamo fatto dei corti che parlassero di temi molto importanti come l'omosessualità e siamo arrivati anche in cinquina di Davide Donatello nella sezione cortometraggi e questo per noi è tantissimo, è un risultato veramente molto importante. Insomma, però ecco, diciamo che andate a utilizzare gli strumenti che la tecnologia riesce a dare in questo momento che è sempre in continua accelerazione. Ne abbiamo parlato prima anche con Andrea Bove venendo qui appunto negli studi di Lombardia TV. Insomma, cercate di andare a intercettare i gusti di un pubblico che dopo diventa ovviamente anche una sorta di mercato, no? Dove si va in qualche modo, diciamo, a parare e a ricercare e mi sembra che il numero delle visualizzazioni vi dà ampiamente un conforto e un consenso da questo punto di vista. Ritorniamo un attimo sul Subbuteo e quindi la presenza appunto di Carlo Ciraola è anche legata al fatto che questo sabato c'è un torneo di Subbuteo, scusami, perché ormai è così, Subbuteo a Cremona, quindi vediamo la slide che riguarda appunto la numero 2, quindi torneo, quindi se vuoi appunto esporlo tu da questo punto di vista. Sì, saremo presenti sabato 2 marzo al Centro Sportivo Stradivari a Cremona per disputare il 7° trofeo Torrazzo, quindi un trofeo che ciclicamente noi riproponiamo. È a carattere regionale, ovviamente quindi da tutta la regione sono invitati a venire a partecipare. In questo torneo particolare abbiamo scelto di utilizzare una tipologia ben definita di materiale che sono le basi monoblocco. Sono basi, nel Subbuteo abbiamo degli omini appoggiati su delle basi basculanti, diciamo così, che negli anni 80 la Hasbro aveva prodotto e con una produzione in serie e quindi abbiamo deciso appunto di così invitare tutti quelli che hanno nelle loro cantine queste squadre a rispolverarle e venire a fare 2 tiri, come usiamo dire noi. Ecco, lì davanti hai una scatola, mi sembra da agente segreto, una scatola, quasi, scusi, una valigetta da agente segreto che invece di avere delle situazioni detonanti assolutamente è detonante invece l'indice che in qualche modo sposta l'omino e colpisce la pallina e quindi abbiamo una squadra che mi sembra che sia la... c'è una squadra in particolare che è una squadra fatta con delle decalcomanie che rappresenta la Lazio dello scudetto. E poi abbiamo una squadra fatta di omini bianchi, noi li definiamo fantasmi, devo ancora studiare che cosa applicare su questi omini, deciderò al momento. Ecco, invece quella specie di contatore cellulare, cronometro? Questo hai detto perfettamente, è un cronometro, quindi siccome le partite che vengono disputate sono composte da 2 tempi di 15 minuti, per cui abbiamo necessità appunto di tenere d'occhio il tempo che scorre perché quando è necessario anche noi facciamo melina. Ecco, quanti campi ci sono? In concomitanza questo torneo avrà più campi, giusto? Sì. Quante partite possono essere fatte contemporaneamente? Diciamo che la dotazione del nostro club è all'incirca di una trentina di strutture complete di bagni e porte. Nel torneo del 2, quindi di questo sabato, predisporremo una decina di campi. Un altro torneo molto importante, colgo l'occasione per segnalarlo, sarà il 16 di marzo al centro commerciale Gran Rondò di Crema, dove dedicheremo il sabato alla promozione di questo gioco sport e la domenica ci saranno invece le selezioni per i campionati italiani, per cui il vincente e il secondo classificato
potranno andare di diritto a disputare il campionato italiano. Bene, insomma, questo è quello che succede, che è uno sport, chiamiamolo uno sport perché è chiaro che è un gioco, però ributta dentro tante fantasie e poi alla fine ci sono anche dei gesti, tra virgolette, chiamiamoli non atletici, ma atletici nell'immaginario, che poi alla fine danno soddisfazione quando si va a vincere. Bene, adesso torniamo invece dal punto di partenza, torniamo da Andrea Bove e direi che è il caso di far vedere una diapositiva, la numero 3. Eccolo qua, quindi qua abbiamo un grandissimo artista, un artista che ha dato tantissimo a tutti noi, non solo ovviamente per il discorso legato alla sua Milano, alla Lombardia, ma a tutto tondo a una forma, diciamo, di musica cabaret. Enzo Jannacci, con il quale hai in qualche modo per un certo periodo della tua vita e carriera hai incrociato e hai fatto delle cose bellissime, ma io ormai Jannacci lo conosciamo, mi piacerebbe conoscere da te un aneddoto di natura calcistica, visto che lui credo che fosse milanista, giusto? Sì, allora il maestro, perché io ancora lo chiamo così, era milanista. Sì, l'ho incontrato per un po' di tempo, 20 anni, siamo stati insieme per 20 anni. Lui ha fatto dei provini alla Bolgia Umana, al suo locale che ha avuto per un po' di anni, e ha fatto questi provini. Prima siamo diventati, perché io lavoro in coppia Bove e Limardi con il mio collega che saluto, con il maestro abbiamo avuto questo periodo che prima da allievi, diciamo, che siamo andati lì tutti timorosi, eravamo lì, e poi più in là siamo diventati amici e poi lui è diventato il mio padre adottivo. Detto questo, dietro casa sua aveva l'autolavaggio Anquilletti. E quindi lui milanista come me del resto, come Mirko, e lui ci ha portato e ci portava spesso lì da lui, da Anquilletti, il quale poi Anquilletti parlava in dialetto, pure io non è che lo so fare, però ha raccontato degli aneddoti che mi sono rimasti. È la prima volta che io da milanista, infatti io ero della generazione Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, quindi quando mi sono trovato Anquilletti per me è stata una roba, rimanevo così, non lo capivo perché, ripeto, parlava in milanese stretto, però rimanevo così, ha raccontato tanti di quegli aneddoti e il maestro veniva, dai che vi faccio sentire cosa fa, cosa dice, e ci raccontava delle cose molto molto carine. Come del resto poi più in là, incontrando invece Lodetti, che è una persona che ha fatto ridere, racconta le cose in una maniera bellissima, lui veramente un comico nato, veramente con i tempi giusti, una persona fantastica. È il mitico Basletta. Sì. E poi stando lì, Anquilletti era una persona veramente incredibile, infatti fu uno dei primi, mi sembra, terzini che prendeva la palla e si faceva tutto il campo e poi tornava, quando poi il campo mi sembra era anche un pochino più grande, o sbaglio? Voi che ne capite di più? Sì, assolutamente, l'ho intervistato anch'io, però lui disse, ma attenzione che io ero il guardaspalla di Rivera, perché era quello che doveva ovviamente in qualche modo tenere la copertura dietro a Rivera quando andava a fare la sua incursione di grandissima classe, come appunto indubbiamente Rivera riusciva, diciamo, a manifestare. Però io ho fatto anche dei gol, nei derby, sono dei gol, hanno vinto mi sembra una doppietta anche, insomma, quindi era un giocatore che poi in realtà non era, diciamo, il Gattuso come si può in qualche modo spiegare e raffrontare ai giorni nostri, mentre invece all'epoca era un po' più tecnico da questo punto di vista. Lui ci rimane un po' su questa logica, su questa definizione. Vabbè, insomma, quindi stiamo parlando di un calcio e anche di un modo, diciamo, di far teatro, di fare spettacolo, che è rimasto un po' all'interno dei nostri cuori, indubbiamente, no? E quindi è logico che sono anche delle atmosfere che in qualche modo sono andate un po' perdute, e allora è logico che io non posso non farvi una domanda riguardo al calcio di adesso. Prima ne parlavamo venendo in macchina. Ma questo calcio piacerà tra 20 anni, tra 10 anni, visto che poi è una domanda che faccio spesso qui, abbiamo finito col guardiolismo, sarrismo, c'è il muscolarismo, perché alla fine è un po' questo, no? E prima dicevamo, ci sarà un altro Rivera?
Allora, parto da te Andrea, che hai cognizione di causa avendolo visto giocare. E questa è la cosa che mi chiedevo. Adesso è tutto come dicevi tu, è tutto muscolare. Arrivano lì, tutti corrono e corrono bene. È anche bello da vedere da un punto di vista fisico quando vedi questo sforzo, questa forza che hanno. Però poi manca quella fantasia, quel momento di quel pallone che viene mandato, te lo mandano l'alluce e tu lo prendi, poi tiri, fai, cioè quando ti mettono in porta. Questa cosa qui manca, lo sto vedendo, sta mancando anche nelle giovani generazioni, e da quello che ho sentito quando ascolto la radio anche, ho notato che sta mancando anche nella costruzione, proprio i nuovi allenatori, i nuovi preparatori non vogliono più quel tipo di gioco dove c'è il fantasista, ma invece c'è sempre questo muscolo, questo correre, questo essere sempre passa, poi passa, la tattica, e poi è tutta anche tattica, molta tattica unita alla furbizia, specie poi nel nostro campionato. Io non sono un detrattore del nostro campionato, anzi cerco di dire che il nostro campionato è più difficile e anche appassionante da questo punto di vista, però è logico che anche troppa tattica mista a furbizia, è logico che lo spettacolo ne risente, sì, ovviamente da questo punto di vista. Poi una cosa che non si può più vedere, questo però prescinde, sì, è muscolare tutto il resto, però uno fiata vicino all'orecchio di un altro, cade a terra, si rovina così, quando invece poi fanno il gol si prendono 8 persone sopra, se le caricano, se le portano, cioè anche basta vedere questi personaggi che si mettono così, guardano come va a finire la partita, il riferimento è non voglio vedere così, poi vede come vai, poi sono fatto, e dai, un minimo, un pochino basta. Anche io amo lo stile forte del rugbyistico come concetto di onestà. Da questo punto di vista senza nulla togliere allo scontro, all'impatto, no? Lo abbiamo proprio nel rugby da questo punto di vista, ma questo non vuol dire che deve essere cattivo, deve essere duro. Ma poi loro, io sono, scusami, adesso mi sto prendendo da questa cosa, vieni. Io sono anche stanco di vedere tutti quanti che ogni volta che un arbitro è lì e dice una cosa, tutti ma che fa, ma basta, c'è un arbitro. Così fanno dappertutto, tu vai a vedere football americano, pallacanestro, un pochino la pallavolo, si arrabbiano un po', però poi ritornano. No, noi ognuno, se non mangia a quel paese l'arbitro... Una cosa che non mi è mai molto piaciuta, per esempio, è stata quella, per esempio, nel periodo storico di questi ultimi anni del Barcellona di Guardiola, quando succedeva, c'era un fallo e andavano in 7-8, loro stessi che rappresentavano il calcio più bello espresso in quel periodo, e quindi sinceramente non avevano bisogno di fare questa pressione, no, nei confronti dell'arbitro. Sentiamo invece Mirko, quindi un punto di vista di un 28enne influencer, youtuber, e poi vabbè, mi fermo qui. Con questo punto di vista adesso mi sentivo molto vecchio, perché io penso che la nostalgia derivi sempre da un qualcosa che viene a mancare. Quindi automaticamente quando si ritroveranno alcuni calciatori ci mancheranno come se fossero stati dei campioni eletti. Penso che ci mancherà questo calcio tra qualche anno, perché adesso magari sì, è vero, c'è il muscolarismo, quindi si arriverà sempre ad essere più tonici, più muscolari, più atletici, fin quando qualcuno di estremamente tecnico romperà e quindi si ritornerà. È sempre un gatto che si morde la coda, è tutto è ciclico. Anche negli anni 60, negli anni 70 c'è stato un periodo in cui c'era più atletismo, c'era più atletica, e poi è ritornato di nuovo l'essere fantasista, quindi è sempre un po' un gatto che si morde la coda. Quindi penso che ci mancherà, penso che il calcio attuale però sia dal punto di vista dello spettacolo abbia qualche mancanza, però va detto che il calcio attuale è molto più veloce di quello di qualche anno fa. I campi, questo sempre si velocizza sempre di più, i campi sono un po' più veloci, prima erano un po' più pesanti. Ricordo che quando andai a fare alcune trasferte erano impraticabili, perché c'è sempre stata, soprattutto in Italia, la mentalità del catenaccio, quindi penso che il calcio si stia velocizzando. Questo comporta uno sforzo fisico diverso e anche a livello tattico ad avere meno fantasia quanto nel
nella fantasia utile nel calcio, cioè devi saltare l'uomo, non devi saltare l'uomo soltanto per il gesto a sé stante. Infatti lo vediamo in Serie A, quando alcuni calciatori che vengono dall'estero e magari sono molto tecnici, poi quando vengono a fare qualche giocata di troppo senza magari creare la superiorità numerica, qualche tifoso è meno contento. Ci sono tanti calciatori che militano nella Juventus e fanno alcune cose, ma anche nell'Inter e nel Milan capita che qualcuno si dia un po' al vezzo e non alla giocata, e invece noi in Italia vogliamo sempre puntare all'obiettivo. Sentiamo invece Carlo, perché a questo punto unisco i due giocatori rappresentanti di questo periodo storico, uno che è Cristiano Ronaldo, che è una macchina da guerra costruita e che si mantiene ancora molto bene a 34 anni, e dall'altra parte un talento che già da giovanissimo faceva vedere delle cose incredibili. Quindi sceglimi uno dei due, quale seguiresti delle due situazioni a livello di passione, visto che poi stiamo parlando del calcio muscolare. Probabilmente Cristiano Ronaldo traslato e Messi traslati nel periodo degli anni 70 sarebbe stato un giocatore dell'Olanda, per esempio, no? Mentre invece Messi, un giocatore latino, avrebbe avuto, diciamo, una collocazione più facile. Però come tuo gusto personale? Io per una brutta abitudine personale ho sempre cercato di vedere cosa c'era oltre i muscoli, come dicevano insomma anche Andrea e Mirko molto bene. Il calcio muscolare di adesso, sì, da un certo punto di vista può essere piacevole, ma la giocata, quello che viene definito il numero, in pochi sanno farlo, ma quando viene fatto, chiaramente quando non è fine a se stesso, fa sempre la differenza, perché crea sempre qualcosa, che può essere la superiorità numerica, che può essere il lancio smarcante, il passaggio filtrante, o anche solo quel momento di estasi per il pubblico che segue e che resta estasiato da un colpo di tacco fatto in un momento delicato magari della partita, fatto proprio perché c'è tanto carattere alle spalle. Senti, una cosa velocissima, c'è Sì. un colpo di classe che viene fatto a Subbuteo? Il colpo principalmente così ricercato, la robona del Subbuteo, la diciamo rovesciata. che riuscire a fare un pallonetto con gli omini alti 2 centimetri e scavalcare il portiere, insomma, non è una cosa semplicissima. Ma la Bisogna tentate? applicarsi. Lo tentate? Certamente, è uno delle colpi. giocate più ricercate, perché spesso e volentieri è quello che permette di fare la differenza. Bene, molto bene, dopo mi sto riappassionando a questa cosa, quando ci ho giocato da ragazzo non saprei giocarci adesso, quindi ho bisogno di avere qualche lezione. Va bene, passiamo invece al calcio attuale, da questo punto di vista, visto che ci sono 2 milanisti contro un laziale, e poi non dico di quale fede io sia, e quindi lasciamo perdere, però appunto, guarda caso, io invito sempre molti milanisti, e vabbè, a questo punto voglio sapere, con la slide numero 4, di chi è il merito di questo Milan. La società con Elliott alle spalle, rappresentata da Leonardo, la parte tecnica di conduzione del condottiero che si è spostato dal campo da atleta ad allenatore come Rino Gattuso, oppure gli ultimi acquisti, come in questo caso un giocatore molto ma molto motivato che è Krzysztof Piątek. Quindi parto da Andrea e vediamo cosa mi sa a dire riguardo al suo Milan. Chi voteresti? Io credo tutte e tre. Se mi dici che devo scegliere uno, non te lo so No, dire. assolutamente, perché io credo tutte e tre. Con Paquetá e Piątek, che hanno avuto, Leonardo e Maldini hanno avuto questa. Leonardo che ha avuto questa lungimiranza, ha avuto questa grossa idea e questa grossa intuizione. Gattuso ha gestito la squadra quando non era niente prima, poi ha avuto una miriade di infortuni, i quali però, io quando sono tanti dico forse la preparazione è sbagliata, quello che è stato, però lui è riuscito sempre a compattare, ci ha sempre messo la faccia, ci ha sempre creduto, ama il Milan in una maniera enorme, quindi io lui lo vedo come veramente una bandiera in tutti i sensi, e poi sta dando anche calcio, finalmente vedo un po' di calcio arioso,
un calcio più, cioè prima era la palla passava sempre da Donnarumma, andavano avanti, poi passavano indietro. Quindi insomma mi sembra di dire, sembra di capire che insomma è Gattuso forse quello anche che... Gattuso perché tutti e tre, però Gattuso in particolar modo. Gattuso ha saputo tenerli quando era in grande difficoltà. Bene, riuscirà questo Milan a rientrare dalle prime 4? Io me lo auguro sicuramente, io me lo auguro alla grande, poi il gruppo non è facile, anche perché il Milan poi si sta riprendendo, diciamo, questo gioco che ho detto adesso è adesso a gennaio, febbraio, non è stato da ottobre fino a dicembre, quindi lì abbiamo pagato tanto, quindi io me lo auguro. Beh, poi Trapattoni ha fatto molto bene in un periodo in cui mancavano i giocatori, specie in difesa. Sentiamo il Mirko invece, altro milanista. Ma tra Leonardo, Gattuso e i nuovi acquisti io penso che ovviamente la squadra funziona perché giocano tutti verso, cioè la squadra è coesa, quindi sia Leonardo che Gattuso che i nuovi acquisti, cioè la società Milan si è comportata bene, ecco. Va detto però che questo Milan è molto rispecchia molto l'allenatore, quindi Gattuso. Seppur Leonardo abbia dato una grossa scossa con i 2 nuovi acquisti, io penso che il Milan debba la posizione attuale in classifica a Gattuso, perché ha lavorato prima sugli uomini e poi a livello tattico. Gattuso a livello tattico magari non è il Guardiola della situazione, il Sarri, però a livello umano ho saputo trarre il massimo da questi ragazzi e quindi... Non ti pare che il livello umano possono essere tutti? Perché penso per esempio ai sergenti di ferro, no? Che mettono componente, diciamo, personale, come per esempio Mihajlovic, ma a un certo punto puoi arrivare fino a un certo punto, poi dopo gli schemi, la capacità di interpretazione della partita diventano fondamentali, quindi non basta solo la questione, diciamo, della garra, chiamiamola così. Ma io penso che il sergente di ferro fino a un certo punto, perché Gattuso non è stato tanto cattivo, comunque tanto papà. Dicevo sergente di ferro, certo, capisco, diciamo umana, ecco. No, capisco assolutamente. Gattuso è andato a lavorare soprattutto sul sentimento e sui colori della squadra, lui rappresentava quella maglia, lui si è sentito parte di quella maglia e lui ha voluto far provare ai calciatori l'essere onorevoli di portare quella maglia. Io penso che Gattuso in un'altra società non avrebbe riso come ha riso adesso il Milan, e quindi è molto importante il suo lavoro con questi colori. È stato, io lo ricordo, è stato anche in B, in situazioni anche disastrose a livello societario, e ha saputo vendere bene ma non benissimo. Quest'anno sta facendo molto bene con il Milan e ha spiegato bene i valori della squadra. Bene, sentiamo Andrea. Io volevo dire un'altra cosa che metterei, anche se a voi vi sembrerà strano, ma io ci metto anche una componente calabra. Non è una battuta. Non è una battuta. Beh, l'anno scorso c'era Mirabelli. No, io parlo del rapporto che ha con gli uomini, perché quando si è parte di un gruppo, tutti quanti si tende ad avere un rapporto umano. Se tu mi deludi, vabbè, sei fuori. Io quindi non so adesso cosa sia successo con alcuni giocatori che non giocano più. Ma se tu però mi fai vedere una buona volontà e una cosa, io ti porto fino in fondo perché ti do questa fiducia, e questa è una caratteristica che noi, per quanto chiusi, noi calabresi, nel rapporto, sei svelato, ecco. Forse si sentiva un po' dall'accento, non mi sembrava avere un accento, dai, ti prego. E quindi io credo che la componente, il concetto di amicizia che noi abbiamo sia da calcolare. È una mia opinione. È possibile, quindi è una valutazione dal punto di vista proprio umano. Il fatto che Carlo sia laziale mi dà il là per la slide numero 5. Chi vincerà la Coppa Italia? Abbiamo qua 2 milanisti e un laziale. Guarda caso che tra 2 mesi ci sarà il ritorno di questo 0-0. Avete rimandato, diciamo, i giochi all'ultima partita per darvi delle sberle dal punto di vista calcistico? Carlo? Una bella domanda. In questo momento sono in netta minoranza e sicuramente tutti faranno i dovuti scongiuri. Ho visto la partita
di andata della Coppa Italia è stata una partita impegnativa. Il Milan è una bella squadra, non c'è nulla da dire. Però per esempio la Lazio, che aveva degli infortunati, ne gioverà il fatto che poter giocare tra un paio di mesi, no? E poi vedremo anche quali saranno i giochi anche da un punto di vista di rientro nella Champions, quindi questo lo vedremo. Sentiamo invece i due milanisti velocemente, perché dopo abbiamo la pausa che riguarda appunto il Milan e la Lazio, e poi cosa ne pensate appunto di poter arrivare in finale, perché alla fine dopo la Coppa Italia diventa interessante se la vai a giocare in finale. Andrea? Io veramente ieri ho visto quando è stato? Scusate che non mi ricordo bene. 2 giorni fa? 2 giorni fa, 2 giorni fa ho visto la partita. Il Milan non mi ha convinto per tutte le partite belle che ha fatto ultimamente, quindi io spero, perché effettivamente, come dicevi tu, c'erano gli infortunati della Lazio, e la Lazio ha giocato un pochino meglio. Beh, ma lì è il primo tempo della partita, quindi è 0-0, il secondo tempo si giocherà tra 2 mesi. Sentiamo invece Mirko, come la vedi, e anche il fatto di arrivare in finale. Ma io penso che il Milan abbia fatto forse dei calcoli, ha calcolato che a breve ci sarà una partita difficile, lo vedremo domani, che è Sassuolo-Milan, e solitamente le squadre di De Zerbi fanno correre le squadre avversarie, quindi il fatto di non appesantirsi troppo durante la settimana magari era stato messo in preventivo, magari cercare il gol nella prima frazione. Ha giocato meglio la Lazio, soprattutto il primo tempo, quindi il Milan forse non ha voluto chiudere la partita, non ha voluto sprecare troppe energie. Subito dopo ci sarebbe stato il derby, quindi ho paura che abbiano fatto dei calcoli. Fra 2 mesi sarà molto più duro, perché loro recupereranno tanti bei calciatori e magari il campionato... Anche il Milan potrà anche in qualche modo essere più libero, perché magari è quarta posizione con la Champions, quindi va a giocarselo anche mentalmente in maniera, diciamo, più semplice e più diretta. Insomma, siamo arrivati comunque al termine, diciamo, della prima mezz'ora di Che Calcio Che Fa, quindi solo un minuto di pubblicità e poi ritorniamo. Passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. Silver Music Radio, la tua radio di ascolta. Questo è lo slogan della radio, dove Che Calcio Che Fa si produce nella trasmissione al lunedì, ogni lunedì alle ore 15, e da questa settimana ha anche la possibilità di poter essere vista tramite il canale Lodi Crema TV, canale 111 del digitale terrestre. Vi ricordo sempre quello che vi ho detto all'inizio della trasmissione, di pensare a quel famoso Dream Team della vostra vita, del vostro cuore, mi raccomando, perché poi alla fine riporta dentro sempre delle situazioni molto passionali. Poi possiamo inquadrare Andrea Bove un attimo, perché in questo momento proprio non volevo distruggerti da un punto di vista emotivo. Ce la farai, nel frattempo chi sta un po' distruggendo, perlomeno dipende dai punti di vista, è un po' l'Inter in questo momento storico, con il caso Icardi. Vediamo un attimo la slide numero 6 e vediamo infatti alla fine della fiera, questo è un giocatore che non farà più parte probabilmente l'anno prossimo, salvo dei colpi di scena, dove andrà Icardi. Quindi vi chiedo quale può essere, se ritorniamo un attimo sulla slide, abbiamo una situazione ben precisa, lo vediamo proprio soppesa a destra e a sinistra, con un Real Madrid e una Juventus, secondo me, con delle situazioni, diciamo, intermedie, che sono il Bayern, il Paris Saint-Germain, il Napoli, il Barcellona e il Manchester United, come per dire il gota del calcio mondiale. Allora chiedo ad Andrea, da questo punto di vista, cosa ne pensa, se questo è un giocatore che può ambire
da scenari diciamo più importanti all'estero, perché si vocifera per esempio della Juventus in Italia e anche del Napoli, quindi è un giocatore che può andare a giocare all'estero? Sì, secondo me sì, assolutamente sì, è un grandissimo giocatore, però se ti devo dire la verità, dove? Non lo so, non te lo so dire proprio, perché se va alla Juventus sarà una roba, continuiamo con la solita Inter e Juve che si continuano a darsi delle botte anche in tutti i sensi, anche a livello di... Se le due società si mettono d'accordo, se sono giuste contropartite, che non sia un affare solo da una parte, che sappiamo che di solito il Milan e la Juve quando fanno gli affari con il Milan e l'Inter quando fanno gli affari con la Juve non sono dei migliori. Sì, ma anche l'Inter quando fa gli affari col Milan non è che andava benissimo, o con la Roma, quindi l'Inter se rimane in casa e lo dà, non so che cosa gli daranno un altro Guglielmin Pietro o un'altra cosa del genere, non so. Mi è piaciuta molto come battuta, però vabbè, d'altronde te la faccio passare da questo punto di vista, perché abbiamo bisogno di battute, di comici, di cavarettisti, gente che possa in qualche modo tirare su sempre gli animi, perché poi dopo alla fine parliamo anche di cose negative, invece cerchiamo di essere sempre su di morale. Invece Mirko, cosa pensi? Allora, vi chiedo di mettere un attimo la slide, così magari da un po' il ventaglio. Hai già localizzato una squadra, vediamo. Il ventaglio di possibilità. Allora, io penso che, faccio un esempio, una squadra come il Bayern, qualora dovesse cedere Lewandowski, e immagino possa andare a una di quelle altre, magari non al Napoli, immagino un Real, allora in quel caso sì, può andare al Bayern. Sai che sono d'accordo anch'io, già da tempo pensavo al Bayern, non parlano del Bayern, perché è un calcio simile a quello della Bundesliga, no? Assieme a quello italiano da un certo punto di vista, un po' più muscolare, però calato nella realtà tedesca, penso al posto che Icardi, di centravanti come Lewandowski. Penso che Icardi possa far bene. Icardi è un calciatore che fa molte volte switch, cioè cambia, riesce a passare momenti in cui si riposa, aspetta il momento giusto e poi magari colpire. Magari le dichiarazioni, se è un po' cattivello, riposa abbastanza spesso, però è stato abbastanza prolifico. Adesso si facevano gli esempi su Piontek al Milan, su ogni quanti tiri la mette in porta, dicevano che tipo su 7 tiri aveva fatto 6 gol nelle prime 4 partite, quindi è un calciatore simile. Icardi è quel genere di calciatore che non ha tante chance durante la partita, però quando arriva il momento giusto si fa trovare sempre pronto, quindi è un calciatore sicuramente importante. Non penso al Napoli, non penso che il Napoli possa pagare la clausola rescissoria. Poi c'è già Milik. Esatto, c'è un calciatore che sta facendo bene come il polacco, quindi non penso al Napoli. Il Barcellona, adesso, io ricordo che non avesse poi così tanto questo buon rapporto con Messi, Icardi, quindi la mettevi in stand-by. Anche perché poi dovrebbe in qualche modo il Barcellona dismettere un grandissimo giocatore come Suarez, che secondo me sa fare tutto e quindi magari esatto, quindi magari ci sta come chance. In fin dei conti è una di quelle squadre che può permettersi l'ingaggio di Icardi, però non credo che il rapporto con Messi possa essere molto molto buono. Devi passare da Messi. Il Manchester United invece può essere già un'ottima chance, come può esserlo anche il Chelsea. D'altronde, se penso che entro fine stagione, comunque a fine stagione, divorzieranno da Sarri, significa anche ricominciare con un nuovo progetto, e anche la punta in questo caso come Higuain che tornerà a casa base. Certo, c'è il problema del fair play finanziario e del fatto che abbiano acquistato dei giovani, quindi quel tumulto a livello del tribunale, però qualora sbloccassero al Chelsea il mercato, anche il Chelsea potrebbe rientrare. La Juventus, hai parlato di Juventus, di Higuain, vediamo la slide numero 7. Te li servo come assist. Ecco, riuscirà la Juve a rendere la pareglia, ragazzi, questo è un po'... Non posso provare a immaginare Allegri nella stessa posizione al ritorno, però dopo 3 gol presi al Juventus Stadium contro il Real Madrid e 3 gol fatti invece al Bernabeu contro il Madrid, e poi dopo c'è stato quel rigore all'ultimo secondo l'anno scorso, credo che una squadra come la Juve possa forse tentare il ribaltone. Sentiamo Andrea. Le caratteristiche, la forza e tutto ce le ha la Juve per poterlo fare, però in questo caso c'è un Atletico che ha una certa forza, è una squadra che non ti fa giocare,
non ti va a giocare, spezza tutto, è sempre lì, è forte, molto pressing e quindi lì mentre le altre, no, che hai citato giocavano a pari, quindi c'era spazi, non c'era spazio. Loro no, loro sono veramente veramente tossici. In più loro hanno la passibilità, perché non dimentichiamo che anche loro, l'Atletico ha avuto 2 finali che ha fatto in poco tempo, quindi quest'anno si fa a casa loro. E quindi una forza, una concentrazione maggiore ce l'avranno, e quindi non so se la Juve potrà. Certo, se non ha la possibilità. Certo, se non fa smettiamo, allora certo. Forse qualche chance la potrebbero avere. Sì, ecco, non solo lui, ma anche un altro. Ecco, sì, infatti, perché pure è vero, per esempio, Chiellini l'ho visto quando è stato toccato, e c'era con Morata che gli ha fatto, però la caduta va oltre la fisica della cosa, quindi vabbè, vedremo, sarà uno spettacolo nello spettacolo da questo punto di vista. Però Mirko, secondo te non è un discorso solo di pressing e di essere muscolare, perché anche dal punto di vista tecnico l'Atletico indubbiamente è una squadra che non è l'ultima arrivata? No, assolutamente, dal punto di vista tecnico la squadra dell'Atletico è valida. Certo, Simeone ha capito che mettere una squadra muscolare, una squadra fisica sarebbe stato meglio per la Liga, sarebbe stato meglio anche per la Champions League. Io penso che Allegri però si sia sbilanciato molto su questa semifinale su questo ottavo di ritorno, e credo che la Juventus possa far bene. La mia speranza è che assisteremo a una partita diversa, perché la Juventus ha giocato molto male a Madrid, cosa che non fece invece con il Real. Se la giocò comunque l'andata. Invece la partita contro l'Atletico è stata realmente brutta. Perché poi dopo alla fine noi ci ritroviamo sempre, noi nel senso, chi costruisce, progetta una squadra di calcio con anche un campione come Cristiano Ronaldo, pensa di arrivare nel momento giusto al clou, proprio le partite da dentro e fuori al massimo, e invece alla fine si sono fatti male i 2 centrali, e quindi a un certo punto è un po' difficile riuscire a programmare quando c'è di mezzo il fatto e il destino. Sentiamo invece, per il fatto e il destino di una palla che magari tirata con più forza va fuori e non sfonda la rete, come invece potrebbe capitare nel Subbuteo, cosa pensa invece Carlo dal punto di vista appunto del ritorno della Juventus con l'Atletico Madrid? È sicuramente una partita molto impegnativa per la Juve. Credo che sia una di quelle squadre, però, la Juventus, che sia, soprattutto in questo periodo e soprattutto in funzione del fatto che per loro la Champions è un obiettivo abbastanza rilevante, lo è per tutti, però insomma cominciano ad avere un po' questa smania di riuscire ad arrivare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie. Sicuramente credo che sia un diesel in questo momento la Juve, una macchina che sta carburando con un po' di lentezza, ha avuto una fase dove ha fatto un po' fatica, adesso credo che stia cominciando a aumentare i giri. Un sospetto, insomma, per quelle partite che sono riuscito a vedere dei bianconeri, credo che loro siano in corso d'opera, stiano tornando nella forma che gli servirà molto per riuscire a contrastare il gioco di Simeone. Mi ricollego al discorso che faceva proprio sul fatto che la Juventus come squadra è un diesel, perché solitamente la Juventus quando ritorna dalle vacanze di Natale fanno solitamente in quel periodo una preparazione molto fisica, molto importante, affinché possano carburare in virtù di un ipotetico finale di stagione che prevede la Champions League. Quindi capisco io il fatto che la Juventus sia stata un po' imballata in questo periodo, ma non è solo però imballata, ha avuto proprio degli infortunati, Mandzukic che è rientrato, i 2 difensori, poi comunque anche delle scelte poco felici di Allegri. Credo che comunque bisogna dare molto atto alla squadra appunto dell'Atletico Madrid di Simeone, quindi credo che l'abbia preparata forse anche meglio. La cosa che mi ha fatto un po' restare stranito quasi è l'aver visto un Cristiano Ronaldo molto nervoso.
molto nervoso, al di là del gesto fatto ai tifosi dell'Atletico Madrid, anche nelle dichiarazioni, poi sulle classiche notizie fuori dal rettangolo di gioco di Cristiano Ronaldo pronto al divorzio con la Juventus, si parla di Manchester United. Ha un cuore, anche lui ha un'anima, quindi non è un Iron Man del calcio. Quindi, anzi, da un certo punto di vista, che ben venga, anche se poi ha sporcato con un gesto, però insomma fa parte anche della goliardata in campo che può capitare. È facile essere bello, sempre sereno, contento quando c'hai un Real Madrid tutto dove giocano per te, tu sei veramente bravo, quindi niente, nulla tutti toglie. Giocano per te. Però poi quando vieni, parliamoci, sì, avete ragione perfettamente, sono perfettamente d'accordo sul fatto che sia Diesel, la Juve deve riprendere, però in genere già ha avuto gli infortuni. Però Cristiano Ronaldo, se noi andiamo a vedere i gol, molti sono fatti su rigore. E non sto vedendo un Cristiano Ronaldo, a prescindere da tutto il resto, che ti salta in chissà come o fa quelle cose che faceva quando faceva Real Madrid. Questo non lo so. Può darsi che i nostri difensori sono più forti. No, è anche vero, certo, ma infatti una di quelle cose che si diceva spesso negli anni del Barcellona di Guardiola, che insomma roba dell'altro giorno, no? Messi nel campionato, non neanche parlando di Cristiano Ronaldo, ma Messi nel campionato italiano riuscirebbe a fare determinate cose, quindi io credo che sia tutto molto più limitato da noi. Ma penso che dipende anche dall'allenatore. Le squadre di Allegri sono più ciniche, lo ha sempre detto, non è importante come si vince, l'importante è avere la vittoria, anche un po' lo stile Juve questo. Penso che, faccio un esempio, con un Ancelotti avrebbe reso bene Ronaldo alla Juventus, con un altro allenatore, con un Sarri avrebbe potuto vendere bene. L'allenatore io penso che faccia tanto, la disposizione, l'idea di gioco. Allegri è più cinico. Allegri, se sta vincendo 1-0, preferirebbe tenere quel risultato e il pallino del gioco anziché cercare di fare il 2, il 3, infatti è così che vince poi alla fine i campionati, si vincono i campionati in questo modo. È chiaro che magari unendo anche un po' più di gioco, di giocate, però è anche vero che il Mandzukic della Juventus rappresenta il Benzema del Real Madrid, e quindi se il sistema era valido di là, è chiaro che poi a centrocampo avevano Kroos, Modric, Casemiro, Marcelo, insomma grandissime cose. Non abbiamo tantissimo tempo, manca un quarto d'ora, velocissimo. Cristiano Ronaldo fa parte del tuo 11 del cuore? No, allora dimmene velocissimamente. Io non è che ne so moltissimo così. Passo da Mirko allora. No, vabbè, ormai siamo qua, io me le butto via, tanto non ce l'ho. Allora a me Cudicini. Allora scusa un attimo, vai un metodo? No, senza vai così, Cudicini, perché sì, il Ragno Nero quando ero piccolo faceva delle papere ogni tanto che gli passava sotto le gambe. Sì, Cudicini, Maldini chiaramente, okay. Baresi, poi a me piace altro centrale, l'altro difensore, non mi ricordo. 6-3. No, vabbè, allora passa a lui. No, ma dopo dobbiamo riprendere. Vabbè, no, io Rivera lo metti? A caso rimetto Rivera. Rimetti lo metti? Sì, Baggio, Van Basten? Vabbè, Van Basten, cioè mi metterei quasi tutti quelli del Milan. Stai facendo il Milan. Sì, infatti, Colombo. Perché, Colombo te lo giuro, perché Colombo non metterebbe nessuno, ma lui, portatore d'acqua come Colombo, non c'è mai stato. Okay. Lui ha fatto 2 stagioni, poverino, gli sono scoppiati i polmoni e è scomparso. In sanatorio. Però è stato, in quella cosa lì è stato... Se ci sta vedendo Colombo, che cosa deve pensare? No, affettivamente parlando, se per scherzare. Gli hai dato del portaborraccio. No. Vabbè, quindi cosa vuoi fare? Sentiamo Mirko, dai, ormai c'è stata una disputa. Vado velocissimamente, vai. Metterei Buffon, Cannavaro perché ci ha fatto vincere Buffon, comunque. Cannavaro, ok. Nesta, centrale di 2 difesa. Centrali li hai messi, gli esterni farei Cafu da una parte, e dall'altra Maldini, il primo. Bellissimo, Maldini. ottimo. Poi farei Gattuso perché è importante avere sempre un uomo carismatico a centrocampo, Pirlo per tutto quello che ha dato sia all'Inter che alla Juve che al Brescia che al Milan. Ci metterei anche 2 trequartisti. Manca un centrocampista. Te ne mancano 4. Mancano 4, quindi manca ancora un centrocampista. 2 esterni, se fai un 4-4-2, 2 esterni e 2 davanti. Faccio un 4-3-2-1 faccio. Quindi al centrocampo ci metterei anche Simone Perrotta, mi piaceva un sacco come giocava per tutti gli inserimenti che faceva. Dietro le punte io ci metterei Baggio. Sì.
e poi Del Piero, perché mi è piaciuto sempre come ha giocato, nonostante quell'anti-juventino di Andrea Bori adesso sarà un po' così. E come punto io ci metto Battistuta. Io amavo la sua esultanza, amavo la sua forza. È molto creativa, molto particolare No, scusate, questa squadra, no? Solo una cosa, al posto di Cannavaro io ci metterei, allora uno juventino lo metto, Scirea. Ah, vabbè, certo, vabbè, ok, ci può stare. Ma lui è giovane, Cioè lui ha 20 cambiato anni. la mia squadra, Ha neanche la cambiato sua. la sua squadra, riesce a Cioè inserire. lui ha 11 giocatori e ha cambiato non la ce mia. li ha, me l'ero no, mi ero dimenticato, non ce li ha neanche. ma mi ero neanche dimenticato messi. di Nesta, mi ero dimenticato di Cafu. Non che vabbè, scusate, Vabbè, sentiamo invece Carlo metterà innanzitutto per la sua fede laziale Chinaglia numero 9. Beh, Long John. Long John sicuramente, però della Lazio ne metterei diversi, da Di Canio a Beppe Signori, però diciamo che il portiere è Peruzzi Pulici. sicuramente. No, io metto Peruzzi perché Peruzzi, Pulici, ok. pur essendo stato un portiere storico, per me è un po' troppo vecchio, per cui sto a Io un ho portiere un deciso pochino con più Peruzzi. giovane. Ok, Peruzzi, andiamo beh, veloce che non abbiamo tempo. Poi Peruzzi. Baresi senza dubbio, Nesta, Nesta, Maldini da una parte, Breme dall'altra. Ottimo. 4. Centrocampo è un bel disastro, Sì. però perché a me piacerebbe molto mettere Mendita. no Gaizka, Della Pegna. Della Pegna, beh, era quello che Andiamo aveva sul fatto fare un tecnico. sacco di gol a Ronaldo a Andiamo sul Barcellona. tecnico. Però no, diciamo Baggio sicuramente per quello che è, per quello che ha dato. Pirlo, un altro Sì. sicuramente giocatore Ne importantissimo. mancano 4. Mancini, Ok. grande merito va Molta a lui per lo tecnica. scudetto. Ne mancano? 3. Ne mancano dei centrocampisti. Uno di centrocampo e Beh, 2 punti. Stankovic e Nedved. senza Stankovic, dubbio. Nedved, e una punta 4-4-2. centrale. Una punta centrale, Miro Klose. Klose, beh, Senza insomma, dubbio. quindi, senza dubbio quello che riusciva in qualche modo a segnare. Beh, Una insomma, il squadra centravanti un migliore po' a di tutti quelli Licardi. detti da Bono, incredibile. Va bene, adesso iniziamo invece il campionato, ci buttiamo velocissimamente nell'agone delle ultime partite della 26esima giornata, quindi vediamo un attimo innanzitutto la classifica, così la riguardiamo, anche se poi è parziale, nel senso che la Lazio e l'Udinese devono ancora recuperare questa partita, quindi quella Lazio che a 38 potrebbe essere a 41 e quindi molto più vicina di quello che sembra adesso. La Juventus 69 punti con un Napoli a 56. Cosa può succedere se il Napoli vince e passa a 59? Non tantissimo. Poi abbiamo l'Inter, il Milan a 47-45, la Roma a 44, l'Atalanta che ha un po' segnato il passo in questo periodo 38 assieme alla Lazio e al Torino che sta rinvenendo forte, la Fiorentina, la Sampdoria a 36, staccati, incominciano un po' a staccarsi Sassuolo, Parma raggiunti anche dal Genoa che è ripartito dal basso, e poi il gruppo di 4 squadre a ridosso del trio della paura, Cagliari, Spal, Udinese ed Empoli, a ridosso del Bologna che deve fare dei piccoli passetti per staccarsi da quella situazione, il Frosinone e il Chievo che fa dei pareggi, sempre una squadra un po' ostica adesso da affrontare. Le partite invece sono queste. Vediamo sempre da un punto di vista della mia scelta come interesse, logicamente svetta Lazio-Roma di interesse perché riguarda chiaramente il rientro da parte della Lazio nel vertice delle prime 4 classificate per la Champions, la Roma che deve cercare di tenere il passo di questa sua rinascita, visto che appunto tempo fa era veramente molto indietro. Un Cagliari-Inter è una partita molto complicata per l'ultimo periodo che sta attraversando l'Inter, il Milan che si deve riconfermare contro il Sassuolo, e poi Atalanta-Fiorentina che è molto interessante. Con l'Atalanta ha fatto vedere l'altro giorno come si gioca in una forma io dico sempre garibaldina, vediamo però in campionato se riuscirà a esserlo anche con questa Fiorentina. C'è un Napoli-Juventus che non è la partita secondo me più di cartellone, anche se sarà bella da vedersi. Udinese-Bologna, la partita della paura perché 22 punti dell'Udinese e il Bologna deve fare veramente il salto in avanti, andare a vincere fuori casa. Empoli-Parma 21 punti contro il 29, una partita interlocutoria. Il Genoa-Frosinone idem da questo punto di vista, però il Frosinone deve chiaramente andare, possono essere delle sorprese queste partite. Poi c'è un Torino-Chievo e uno Spal-Sampdoria che in teoria non dovrebbero dare delle grandissime sorprese, possono essere anche un pareggio per la Spal e la Sampdoria e una vittoria del Torino contro il Chievo. Adesso domando ad Andrea qual è la partita che al di là del Milan, che è la tua passione, quale andresti a vedere, della domanda che faccio sempre. Il derby.
Lazio-Roma la vai a vedere come interesse, anche pensando al fatto che vediamo come si comportano per questo quarto posto. E Mirko invece? Ci sono qualche partita molto interessante. Io guarderei, ma il derby sarebbe un po' scontato, l'ho già detto Bove, quindi no, lascio Napoli Juventus a lui, mi prendo Atalanta-Fiorentina. Mi piace come partita, deve essere molto vispa, al di là della partita vista in Coppa Italia, sono due squadre che giocano a viso aperto. Secondo te una partita del genere può essere replicata? Può essere replicata dopo un 3-3 con altre valenze, perché è ovvio che in campionato rientrano anche alcuni giocatori che per esempio in Coppa hanno fatto giocare qualche giocatore di seconde linee, no? Quindi può capitare. Ma penso che possono rifarlo una partita simile, anche perché sono due squadre che stanno lottando più o meno per lo stesso obiettivo, cioè quello dell'Europa League. Poi magari si possono anche avvicinare alla Champions League in caso di passi falsi delle romane o delle milanesi. Però penso che debbano giocare per un posto in Europa League, e questo è uno scontro diretto, quindi penso che sia in vantaggio l'Atalanta negli scontri diretti con la Fiorentina, quindi se non ricordo male all'andata, quindi sentiamo invece il pensiero invece di Carlo. Al di là della Lazio, quale andresti a vedere? Soffrirò in maniera semidrammatica con mia moglie al fianco che mi darà i sali ogni tanto, e guarderò il derby. Credo che l'altra partita quale vedresti? Credo, se posso replicare, anch'io guarderei la Fiorentina con l'Atalanta. Potrebbe essere una buona partita. L'Atalanta è una squadra che gioca secondo me un buon calcio, ha dei buoni giocatori, un buon allenatore, si può far valere più che bene, anche se un pezzettino di cuore su Pioli io ce l'ho lasciato a suo tempo, perché comunque il suo anche per i biancocelesti l'aveva fatto. Ah beh, certo, sì, ha fatto, è un allenatore, questo è un allenatore di cui non se ne parla tantissimo, no? Perché è un pragmatico, ma fa giocare anche abbastanza bene le squadre. Per esempio parlavamo prima venendo qui di come era cambiato anche per esempio la stessa Fiorentina con l'avvento di Muriel, quindi Andrea è una squadra che è bella da vedersi adesso, un po' più completa, visto che mancava un po' il gol, no? La Fiorentina, nonostante il grande prodigarsi di Chiesa e Simeone, dopo alla fine, non so, queste ultime partite si vedono gol, anche se se ne prendono un po', parlo della Fiorentina. Sì, non ho aiutatemi qua perché non domani con i genitori devo venire così, perché lo vedo che vabbè, allora tu hai detto, è una squadra Cudicini in porta, diciamo, ritorniamo. La vedo molto dinamica, molto aperta, perché certe volte fa delle prestazioni che sono meravigliose e lì senti, altre volte un po' ti tolgo dall'impasse, così. Chiesa, per me è un giocatore un po' con una doppia identità, no? Nel senso che è un giocatore che in certi momenti non mi piace moltissimo, perché effettivamente, essendo anche molto veloce, è un muscolare con delle buone giocate in velocità, no? Indubbiamente, però questa cosa magari molte volte viene vista male, perché magari lui subisce il fallo oppure accenta un po' troppo. Questa cosa come la vedi tu da un punto di vista? È una supposizione mia, oppure effettivamente lui ogni tanto fa il furbetto? L'ha fatto vedere, ogni tanto lo fa il furbetto, approfittando di questa sua velocità per poter mettere ad esempio. Però lui è un giocatore che sta crescendo perché è molto giovane, no? E a me piace molto, mi piace molto Chiesa come. Adesso devo vedere Simeone se riesce a essere forte anche lui come Chiesa. Voglio dare una notizia ad Andrea, sì, il fatto sentiamo invece. No, la notizia è che si parla già da un annetto di Chiesa in ottica Juventus. Oddio. Mi piace leggermente di meno. Vabbè. Si parla in ottica Juventus. Vabbè, ha cercato di stimolare, invece sento che ci gira un po' attorno all'Inter, invece da questo punto di vista. Per tradizione, diciamo. No. Simeone. Senti, invece tornando al discorso dei giovani, scusa?
Chiesa era in ottica, diceva Mirko, Sì. Chiesa in ottica Juventus. Sì, no, ma infatti tu hai detto però Simeone mi sembra Inter, allora per quello No, ho detto- no, ho Chiesa sbagliato si io. parla di Inter, perdonate, Juventus. Di Chiesa, Scusate, sempre di Chiesa. Domani con i genitori. No, Di Simeone Vabbè, se ne abbiamo era fatto un po' di parlato anche alla confusione, Fatto allora confusione, ritorniamo chiedo scusa. all'ordine e vi dico invece Chiedo scusa. la nouvelle vague di questi giovani, ne parlavamo anche fuori onda, i giovani diciamo italiani, Zaniolo, lo stesso Barella, Chiesa, Bernardeschi, Donnarumma, insomma incominciano a creare l'ossatura di questa nazionale, quindi secondo te è una buona strada o bisogna comunque attingere a qualche giocatore di esperienza in questo periodo storico? Quello per me sempre, 1, 2 giocatori, 3 giocatori di esperienza devono esserci sempre. Poi sono molto contento perché finalmente stiamo cominciando a vedere dei bravi giocatori che hanno un bel futuro. Quello sono un po' molto contento perché finalmente abbiamo capito che dobbiamo dare spazio anche a questi giocatori noi. Prima prendevamo solamente gli stranieri e i giovani, prima di uscire fuori ce ne voleva. Adesso invece sto vedendo, grazie anche a squadre tipo l'Atalanta oppure l'Udinese o altre squadre che danno la Genoa, che danno la possibilità di far vedere dei giocatori veramente giovani e bravi. Allora siamo in chiusura, velocissimo per Mirko e per Carlo, un nome di un giovane su cui puntereste della nazionale, quindi di quello che vi piace di più, un nome proprio velocissimo. Un nome velocissimo, ti direi Barella, è quello che può avere la vita più lunga come calciatore secondo me. Ok, sentiamo invece il Carlo. Io dico Bernardeschi con la speranza che un fantasista che faccia vedere di nuovo le giocate splendide alla Baggio, alla Del Piero, possa di nuovo essere in nazionale ad un certo tipo Sì, di poi lui livello. riesce diciamo a coniugare un po' tutte le due cose, la corsa ma anche una buonissima tecnica. Esatto. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, velocissimo come al solito, ogni volta è sempre un po' così, comunque ricordo Subbuteo, Club Stradivari Cremona, Sì. vediamo un attimo la locandina, quindi assieme a Forum Subbuteo sabato 2 marzo, settimo trofeo Torrazzo, sala Balzarini del centro sportivo Stradivari, via Milano 13 a Cremona. Sentiamo Carlo. Sì, rapidissimamente per tutti coloro che volessero sapere un po' di più, qualcosa di più del nostro mondo, invito a collegarvi su Facebook alla pagina Avete il sito dello anche, Stradivari, al nostro sito scstradivari.eu e anche un forum che è molto attivo, forumsubuteo.it. Bene, adesso passiamo invece alla slide che riguarda il nostro angolo della beneficenza. Ricordiamo questo, la Fondazione Floriani, una risposta alla sofferenza dei malati inguaribili. Puoi aiutarci anche tu, basta andare e donare online su www.fondazionefloriani.eu. E poi in ultimo abbiamo la slide che riepiloga il progetto di Che Calcio Che Fai in TV su Lombardia TV, quindi il prossimo appuntamento è venerdì alle ore 21 e sabato ricordatevi anche la replica della trasmissione di stasera alle ore 18, domani in replica appunto in radio su SM Radio lunedì alle ore 15 su silvermusicradio.it e anche in TV su Lodi Crema TV canale 111 e poi su web www.checalciochefa.com e anche .it. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, io vi rinviterei tutti e tre la prossima volta, vediamo un po' come sarà il futuro e comunque incomincio a salutare e c'è uno che sta iniziando ad alzare un dito, Andrea Bove, perché deve dire qualcosa. No, io volevo chiedere se posso fare la pubblicità alla mia... Assolutamente sì. Allora vi aspetto nel mio locale, siamo Massimo Genchi, la Salomeria dello Sport, dove facciamo vedere le partite, quindi quando volete vedere una partita, Piazza Napoli di 30/2 Milano. Beh, è un posto molto, molto carino e grazie. Siamo su Salomeria dello Sport, su Facebook e su Instagram. Bene, Mirko? No, se prossimo video dei Nirchiop. Il prossimo video, prossima settimana ci sarà un video sul caffè, noi facciamo questo format in cui parliamo di un argomento specifico e lo affrontiamo davanti a un caffè. Quindi passate giovedì prossimo. Bene, mi raccomando, andate a visitare la pagina di YouTube e vi troverete tantissimi video molto ma molto divertenti e simpatici, quindi buon proseguimento con le vostre attività, noi ci vediamo settimana prossima, arrivederci.